Piove quando il feretro di Alex Zanardi arriva nel sagrato di Santa Giustina. Ci sono 2000 persone ad attenderlo, gli ombrelli aperti, l'handbike che lo aspetta pronta sull'altare per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, alla mamma Anna si stringono tutti. Lunghissimo l'abbraccio con loro di Don Marco Pozza. Un silenzio vivo segue la celebrazione. Nel sagrato qualcuno ha in mano un fiore, tutti hanno un motivo per ringraziare Alex, a partire dai giovani atleti di Obiettivo 3. È stata una grande emozione perché avevo già conosciuto lui quando ero in ospedale da un punto di vista sportivo, ma vederlo di persona, conoscerlo di persona è stata tutt'altra cosa e quindi ho avuto un'illuminazione e mi ha trasmesso già solamente con lo sguardo tantissimo, poi piano piano ancora di più e tutto quello che ci ha trasmesso ci rimarrà per sempre. L'album di famiglia in mano lo salutano gli amici del paese d'origine della famiglia Zanardi, Castelmaggiore. Conoscevamo bene, siamo di Castelmaggiore, quindi sì. Questo album, che foto? Nel 97 quando ho vinto il campionato in America, questa era la serata di gala organizzata alla Barilla a Castelmaggiore. Lei che ricordo ha di Alex Zanardi? Abbiamo visto crescere, lui era proprio quello che ha raccontato qua, è una persona eccezionale, niente da dire. C'è anche Roberto Gamba con un cartello che racconta l'uomo Zanardi. Dopo l'incidente del 2001, per primo gli strinse le fascette alle gambe e Alex tornò a correre sui kart nella pista di Campodarsego. Nel 2003, dove lui è stato messo a posto con le protesi e gli dicevano è impossibile che guidi. E invece noi gli abbiamo dimostrato che con le protesi era in grado di gestire il mezzo. Ascolti, quando ha fissato quelle fascette, che cosa aveva paura di fargli male? Adesso il tremore. Io avevo paura di fargli male, ma lui ha detto stringi perché ho i piedi, le scarpe di plastica. E poi è partito. E dopo è partito, per mezz'ora ha sempre corso. Le note di combattente di Fiorella Mannoia e poi della canzone scritta da Vecchioni in suo onore scuotono il sagrato dove tutti aspettano l'uscita di Alex Zanardi, un abbraccio interminabile che tocca nel profondo. Alex Zanardi lascia il sagrato tra gli applausi e la commozione dei presenti. La moglie Daniela e il figlio Niccolò, mentre smette di piovere, ringraziano di un affetto che si è sentito vibrare per un padre, un marito, un grande uomo. Vi amo tutti, grazie, ciao, grazie di cuore. Commosso di questa vicinanza. Grazie di cuore a tutti, davvero, grazie. Siete immensi tutti, anche non tutti noi. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore, grazie.